Eccoci qua cari telespettatori, siamo nello spazio come sempre del venerdì in collaborazione con lo SPCGL del Veneto per parlare anche quest'oggi di una tematica molto importante, di grande attualità. Perché? Perché effettivamente guardiamo sempre al nostro territorio, ai nostri ambiti, siamo già in situazioni molto difficili, più volte abbiamo affrontato proprio con lo SPCGL degli appuntamenti, dei momenti anche di criticità legati ai vaccini, alla diffusione del virus, a varie situazioni, al problema delle pensioni eccetera. Però esiste anche altro ed effettivamente anche di altro si occupa lo SPCGL, oltre che della questione della legalità di cui più volte abbiamo parlato. In modo particolare quest'oggi parleremo con le nostre ospiti. Ben ritornata Rosanna Bettella, segretaria SPCGL del Veneto, grazie di essere nuovamente qui con noi, un periodo che non ci vedevamo, insieme a CGL Veneto, grazie anche a lei di essere qui, del dramma della rotta dei Balcani. Effettivamente non se ne parla sufficientemente, è una tragedia molto vicino alle porte di casa nostra e quel che succede, come viene vissuta in certe situazioni, le necessità che hanno determinate persone e come vengono trattate sono veramente terribili. E allora è stato organizzato anche un momento di confronto, organizzato dallo SPCGL del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, ma anche con altre collaborazioni, per analizzare insieme a degli europarlamentari cosa si può fare per sensibilizzare tutti quanti, ma anche i governi, a intervenire. Rosanna Bettella, cosa è stato questo momento, cosa avete fatto? Sì, allora l'altro giorno in diretta streaming abbiamo organizzato questa iniziativa, devo dire anche abbastanza in fretta e furia, perché appunto l'attualità incombeva e le immagini che arrivavano dai Balcani, da questa rotta balcanica che poi magari descriveremo. Mettiamo la prima slide cortesemente dalla regia, che così vediamo la locandina. Arrivavano delle immagini davvero sconvolgenti. E noi subito ci siamo interrogati che a pochi giorni dalla commemorazione del giorno della memoria, no? Che abbiamo fatto il 27 di gennaio, in cui denunciavamo che non doveva più succedere che il nazismo e il fascismo perseguitasse popoli, etnie, persone indifese, disabili e quant'altro, con tutto il massacro che c'è stato, no? Durante il nazifascismo. Ecco, non potevamo mica chiudere gli occhi su quello che invece sta avvenendo diciamo a pochi chilometri da casa nostra, dai nostri confini, con i profughi che da guerre, persecuzioni, paesi veramente in grave situazione anche sociale ed economica, sono bloccati nella neve, in questo periodo soprattutto in Bosnia, in condizioni disumane, in condizioni, sembrano veri e propri campi li chiamano campi di concentrazione. Sono un po' concentrati. Con i tentativi disperati che fanno questi uomini e queste donne per raggiungere il loro sogno, il sogno che hanno di riscatto, no? In un paese dell'Europa, culla della democrazia. Invece vengono tenuti là, bloccati, respinti dalle varie frontiere, quindi con riammissioni, anche di questo dopo magari parleremo più in dettaglio, anche dalla nostra stessa frontiera orientale. E ricacciati da dove sono partiti, insomma da questo campo che alla vigilia di Natale era andato a fuoco nel momento in cui lo stavano evacuando, e quindi con vediamo la seconda slide a questo proposito, che così tanto racconta anche nel... Sì, con dispersione di queste persone, adesso si parla insomma di circa 1 migliaio di persone che sono rimaste là con condizioni davvero incredibili. Hanno allestito delle tende, sono state allestite delle tende da parte della Croce Rossa, ci sono pochissimi servizi igienici, un freddo molto molto forte con neve, perché siamo in montagna, e indifesi, e quindi con anche associazioni umanitarie che sono là, che hanno portato aiuti, coperte, vestiti, scarpe, di tutto, ma
si è visto che questa cosa non basta e non può bastare. La slide successiva, perché effettivamente qua mette anche un arco di tempo in cui c'è stato un intervento di volontari, cioè tra il gennaio 2019 e il gennaio 2021, quindi un anno, i volontari del Border Violence Monitoring hanno raccolto le testimonianze di ben 4.340 persone respinte in Bosnia e 845 delle quali con l'uso di armi a scopo intimidatorio e offensivo. Sì, Quindi... perché poi blocco delle frontiere, diciamo, no? Così, rispetto a questi che si avventurano su questa rotta per appunto raggiungere i paesi a cui vogliono arrivare, ritornano, vengono riportati là e queste condizioni sono davvero incredibili. Allora noi a questa iniziativa dell'altro giorno, che abbiamo proprio intitolato Rotta Balcanica, un inferno insomma a pochi passi da noi, abbiamo invitato la europarlamentare Alessandra Moretti, che appunto la settimana scorsa era stata là in delegazione assieme ai colleghi Pietro Bartolo, Brando Benifei e Pierfrancesco Maiorino, per rendersi conto personalmente di cosa stava succedendo, insomma, no? Perché, lo ripeto, l'Europa è la culla della democrazia e quindi non è pensabile che avvengano dentro e ai confini della nostra realtà queste cose. E poi abbiamo invitato anche Massimiliano Smeriglio, altro eurodeputato, che invece sempre in concomitanza con la delegazione è andato a verificare la situazione al confine nostro orientale, capire se davvero avvengono questi respingimenti o riammissioni, come vengono chiamati. Leggo un messaggio: di tante cose non si parla, ad esempio della questione decennale curda. Sì, allora i temi sui profughi, sulle popolazioni che scappano da guerre, da persecuzioni, da carestie, da situazioni invivibili sono tantissime nel mondo ed è chiaro che è importante occuparsi e approfondire tutte quante le tematiche. Oggi siamo qua per approfondire questa e non vuol dire che lasciamo da parte tutte le altre, ce ne dimentichiamo, ci mancherebbe. Però ci sembrava giusto portare un'informazione corretta su quello che appunto succede vicino ai nostri confini e far capire che non basta più l'aiuto del singolo cittadino, della cittadinanza in generale, come è stato fatto tra Natale e adesso, che partono camion pieni di indumenti, appunto di coperte, di aiuti, ma bisogna trovare una soluzione politica a questa situazione. Bisogna trovare una soluzione da parte dell'Europa, ma anche da parte del nostro stesso Paese. A questa iniziativa poi ha partecipato anche Gianfranco Schiavone, che è il presidente proprio dell'ufficio dei rifugiati, che ci ha spiegato davvero molto chiaramente cosa significano queste riammissioni o questi allontanamenti. Adesso infatti ce lo spiega. La soluzione non è accogliere un continente intero a casa nostra, ma risolvere i problemi a casa loro. Questo indubbiamente, perché altrimenti non si può dare aiuto a tutti. Da che cosa vogliono dire? Anche qua c'è sempre il bianco e il nero e non c'è mai la via di mezzo. Certo che bisogna aiutarli anche a casa loro, ci mancherebbe, ma nel momento in cui c'è una guerra in atto, ci sono persecuzioni gravissime verso delle persone, noi abbiamo il dovere di aiutare queste persone e di trovare delle soluzioni, e comunque non sono continenti interi che si spostano, i numeri non sono così tragici e terribili. Non è assolutamente vero, questa è una narrazione che è bene smentire e che è bene che finisca, insomma. Però bisogna trovare delle soluzioni radicali appunto a livello di Europa, di paesi congiuntamente in qualche modo, perché parliamo anche dell'isola di Lesbo in Grecia, anche lì ci sono varie isole insomma, dove vengono raccolti, ma se ci portiamo a casa nostra, quando arrivavano in massa attraverso il mare venivano anche lì ammucchiati nel sud Italia, poi per essere, sa benissimo, sfruttati nei campi e tutto quel che ne sta dietro, cioè ovunque purtroppo dove ci sono queste masse che arrivano non è che trovano una situazione ideale, loro stessi avevamo
Porte di Casa Nostra, Bagnoli e insomma i vari centri di accoglienza che erano degli inferni. Si creano questi inferni, cioè è difficilissima la gestione, bisognerebbe andare più a monte e cercare contrattative diplomatiche. Io non lo so, non è il mio lavoro, però può essere, chiedo anche forse anche a lei, perché vedete sono i grandi, prendendo spunto un po' dal messaggio che è arrivato. Perché magari dire venite qui, vi ammassiamo qui, perché tanto non è che noi facciamo le cose diversamente. Il problema è proprio che facciamo a livello europeo e poi anche di stati singoli proprio questa politica solo di respingimento, di rifiuto, di ostacolo all'ingresso. Quindi l'Europa negli ultimi 5 anni, per prendere la parte finale, e molti stati membri ha messo in piedi una politica che solo per tenerli fuori dai confini e che determina irregolarità. Poi non ha attivato quegli strumenti necessari per rendere regolare. Rendere regolare vuol dire valutare la condizione di queste persone, le motivazioni per cui arrivano. Quello che diceva Rosanna è esatto, i numeri li abbiamo presentati insomma anche qui altre volte, non sono di quell'invasione che si vuol far credere, però è proprio il cambio di politica che serve, perché se io man mano sposto il confine senza rendermi conto che il fenomeno migratorio è un fenomeno vecchio come il mondo e non è con un muro, un filo spinato, un campo di no, infatti bisogna andare a capire a monte dove... Sì, però non è che lo fermo così, quindi io devo contemporaneamente ragionare e fare delle politiche giustamente che aiutino, mettono nelle condizioni le persone di non partire, ma devo anche fare delle politiche che per far arrivare le persone che scappano da guerra, da fame, da carestie, da situazioni in cui la vita delle persone è a rischio, in modo irregolare. Se io invece metto in piedi, come è stato fatto in questi anni dalla Comunità Europea e dagli Stati membri, solo un sistema che dichiara chiunque arrivi irregolare, creo quel sistema per l'economia irregolare, per il lavoro nero, per lo sfruttamento, per la malavita, come dire, gli creo il bacino per lavorare e lavoro sulla disperazione di queste persone che poi si attaccano a chi possono, e se il pezzo di pane me lo dà la criminalità, io lo prendo, perché la mia alternativa è morire di fame. Assolutamente. Vediamo anche le altre foto e le altre immagini, perché sono toccanti e mostrano le condizioni, appunto, tra l'altro con un inverno molto molto freddo, che si trovano anche ad affrontare. Voi avete sollecitato, cioè, non ho capito poi se siete stati voi a sollecitare la visita da parte degli europarlamentari, oppure sono stati... No, questa è stata una decisione che ha preso il gruppo del Partito Socialista Europeo, insomma, con, appunto, dicevo, l'Alessandra Moretti e altri 3 compagni, perché insomma volevano assolutamente rendersi conto di cosa e capire e anche poi dopo eccole qua vediamo le rotte, infatti, di cui stiamo parlando, perché sennò magari non c'è concretezza. La rotta cambia in continuazione, no? Perché a seconda, come diceva bene Silvana, quando uno non ha le condizioni per vivere, cerca tutte le strade per arrivare a una meta di riscatto, di uscita, di salvezza, insomma, no? In qualche modo. E quindi negli anni si sono costruiti campi di accoglienza o comunque di concentrazione in condizioni incredibili, e spostandoli continuamente, oppure mettendo a filo spinato, come ha fatto l'Ungheria con Orban, 175 km di filo spinato. L'Ungheria è un paese dell'Europa, come si fa a mettere filo spinato che impedisce il passaggio della frontiera quando siamo in ambito Schengen addirittura? E poi comunque, ripeto, il tema dei respingimenti, delle riammissioni sono illegali, perché ci sono dei trattati anche internazionali, ma anche stessi trattati europei, che parlano che
certamente una persona fa richiesta di asilo e che poi questa sua richiesta di asilo deve essere valutata e verificata. Ed è anche vero che la persona che chiede asilo, bisogna verificare qual è l'ultimo paese che è arrivato in Europa, no? Ha messo piede in Europa. Però con questo sistema tra Italia, Slovenia, Croazia, tutti e 3 paesi dell'Europa, si sono ributtati, no? come delle pedine le persone da un confine all'altro. È un game, la chiamano proprio, è un gioco, ma un gioco crudele in cui con la vita delle persone. Chiaro. Allora torniamo su questi temi, poi abbiamo anche altre slide da farvi vedere con dei grafici anche molto interessanti, i numeri di cui parlava anche Rosanna Bettella, ma anche la segretaria, che sono estremamente interessanti. Pubblicità prima e poi torniamo insieme.